Dopo aver seguito un Giro d'Italia non si è più le stesse persone. Perché? Perché è un viaggio, non è un giro. Ed è un viaggio nella storia, nella geografia, nella bellezza, è un viaggio fra la gente. Oserei dire che i corridori sono l'ultimo dei dettagli e la corsa è l'ultima cosa che può interessare. Tutto quello che c'è intorno e tutto quello che è dentro è una meraviglia da scoprire di giorno in giorno. Le premesse ci sono tutte per una tappa favolosa, una tappa alpina a dir poco, una tappa di quelle che se fossero tutte così alla fine della tappa arriverebbe forse un corridore, ecco, e allora si tornerebbe forse ai forzati della strada. Beh, io dico che ci sarebbero tante cose da raccontare dentro la corsa, fuori dalla corsa e ancora una volta a far parlare la strada, perché è quella la vera protagonista, è il comune denominatore democratico che ci unisce.